prendere le mammelle in mano, visto? E fare forza qua, così, Al centro. al centro. Prendere le mammelle e fare forza. Dai, prendi una mano tu, dall'altra parte la prendo io. Allora, Ah. prendo qua Sì. e, E spingi, e spingo. sempre là dentro. Ecco. Bravo, bravo, Va, così. va, Hai visto? va. Dai. Però ci vuole abbastanza velocità, perché mungere tutti questi animali ovviamente comporta il tempo. Ci vuole Ragazzi, sto mungendo una capra. Io ho visto, mentre l'abbiamo portato qua, tu davi delle indicazioni, ma è un linguaggio che le capre capiscono. alle Cosa capre. ti dice? riconoscono la voce del padrone. Cambiamo capra? Sì. Perché questo è finito? Questo è un lavoro che si fa tutte le 2 mattine. volte al giorno. A che ora? Quando si... La mattina presto alle 6:30 e pomeriggio alle 5. E quante capre si riescono a fare in un'ora? In un'ora, dipende dalla velocità delle braccia. Tipo con la tua velocità. Cioè, a volte si addormentano anche i polsi, perché stancano. Ecco, ma adesso ci sono sistemi moderni, tecnologici, voi non li utilizzate? No, noi vogliamo rimanere naturali, Tutto a mano. tutto a mano si fa. Ah, è andata via la seconda, arriva la terza. I cani, l'importanza dei cani. Il cane in azienda è importante, sì, abbiamo i cani di guardia e i cani che ci aiutano a lavorare tutti i giorni. Fanno un lavoro che non si può neanche paragonare al lavoro umano, perché ci rigirano gli animali tutto il giorno, poi nell'ovile se non fosse per loro ci vorrebbe una persona che farebbero venire le capre o le pecore nell'ovile. Ecco, e questi cani voi li addestrate? Addestriamo, sì, li addestriamo noi, sì. Che razza sono? Noi abbiamo i pastori tedeschi. Solo pastori Solo tedeschi? pastori tedeschi abbiamo, e invece per il gregge all'interno abbiamo i maremmani. Ma io ho visto che il pastore tedesco riesce a capire anche il limite, il confine dove la capra non deve Dove la andare. capra non deve andare e dove posso stare o meno. Quindi si chiama pastore tedesco, ma è proprio un pastore, un aiuto fedelissimo. Sì.